Benvenuti a una nuova puntata di Ci hanno raccontato, il nostro consueto approfondimento politico con l'ospite d'eccezione, l'assessore Ciano Contin. Grazie Gaetano, ciao persone a casa. E naturalmente un benvenuto anche alla nostra valletta, la Elsa Fagin. Ciao. Cosa succede Elsa, sta bene? No, non sto bene, no. Non sto bene, no. Sono reduci da una serata. Le classiche storie da film. Due amiche si trovano, vanno al bar a bere qualcosa, si avvicina al belloccio di turno. L'amica bella e l'amica brutta, Vabbè, il belloccio naturalmente cosa fa? Immagino E allora che vada una seratona di fuoco e l'altra a casa a guardare Netflix. Poretta. Vabbè, dispiace Elsa, comunque dai, le andrà meglio la prossima serata. Ma gliel'ho detto anch'io, insomma, goditi anche le serie TV che fanno vedere, cosa vuoi? Per una sera che stai a casa? Colpo di scena, ostrega. Sarebbe curioso di vedere la sua amica, come che si è messa. Sì, allora, Elsa, vediamo se c'è la domanda del giorno per il nostro ospite. Sì, la domanda. Allora, Dai, da dai, Roma, coraggio, dai, su, Roma, su. sì, dai, da Roma ci scrive Patti Lateranensi e ci chiede: molti cittadini si lamentano del fatto che ci sono autovelox ovunque. Lei cosa risponde? Allora, di primo attico mi verrebbe da dire... Primo acchito si dice. Senz'altro, mi verrebbe da dire che ha ragione, ci sono masse autovelox. D'altro lato io dico anche, ragazzi, stiamo attenti, ci sono dei limiti di velocità, questo va rispettiamoli, detto, no? giusto. È inutile lagnarsi che tu lo sai che c'è il limite, non correre più forte. Bravo. È come dire, voglio fare una rapina in banca e mi lamento perché in giro c'è troppa polizia. No, dai. Sì, no, infatti. chiaro, È chiaro. come voler cavare i prodotti del supermercato e però che se massa telecamere, no. dai, no. Cioè, è come diciamo. voler guardare Netflix e neanche non ti piace. Come si fanno a piacere Netflix? Ma cosa c'entra Netflix con questa cosa? Stavamo dicendo, la prima volta che l'assessore dice una cosa sensata Esatto. e lei se ne viene fuori con questo commento. Tra l'altro nel nostro comune siamo inflessibili, abbiamo sbattato i limiti di velocità in centro storico dai 50 ai 15 km orari, ciappa però. multe tutti adesso. Cioè dai 50 ai 15, Esatto. ovvio che ciappa multe tutti, scusi. Il comune è diventato il più ricco d'Italia con questo stratagemma. Sì, ma non è una cosa bella, scusi. L'altro giorno una signora stava andando a prendere in ritardo la figlia all'asilo, stava correndo di corsa, zac, 56 euro più ritiro del mezzo. Ma correndo di corsa come? A piedi? Sì, a piedi. Ritiro del mezzo? Sì, che gli diamo fra 15 giorni. Adesso. I piedi? Senz'altro. Mamma mia, siete inflessibili voi! Due Altro che parole. Netflix! Ma cosa c'entra Netflix con questa cosa? Stiamo dicendo che è ignobile, assessore. Ha quello detto che... la parola giusta però, flessibili, inflessibili. Due parole dico, legalità. Legalità. Che è una parola sola, legalità. E comunque, se mi posso permettere, assessore, cioè, risponda correttamente, semmai, a questa cosa. Cioè, faccia un approfondimento più tecnico Allora, sulla noi situazione. diciamo, guai a chi viola le leggi stradali. Bravo, Viola, assessore. viola. Viola, si dice. Viola si dice. È la prima che sento. Si dice viola. Vabbè, chi viola le leggi stradali. Bravo. Noi dal mese scorso abbiamo deciso di dare multe anche a chi passa con l'arancione. Arancione. E ora mettiti d'accordo dove vai, gli accenti su sti coglioni. Ma cosa non c'entra gli capisco accenti? altro. Viola, arancione, sono questi. Insomma, io per primis ho ciapato delle multe passando con l'arancione e devo dire Arancione. che senz'altro, ho detto anche a mia suocera, corri più piano, ostrega. Ma guidava lei o sua suocera, scusi? Guidava lei o sua suocera? Che se rimasti 4 punti sulla patente, i prossimi mi cavarò a me, sarà meglio. Ogni modo, era lei alla guida, senz'altro. Quindi fa finta di far guidare la suocera per... sì. Sì, però guardi che allora io dico che poi lui era tanto bravo a parole, però non è che è stata sta gran serata neanche per me. Era meglio se stavo a casa anch'io a guardare Netflix. Senz'altro. Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra che cortesemente, assessore, concludiamo la puntata Diamo un messaggio a casa. Sì. Allora voglio chiudere con un'antica storiella zen. Oh. E ora che sei Babbo Natale che va dal meccanico, no? Sembra una barzelletta però. Zen? No, sembra una barzelletta, scusi. No. Zenna Cioè, lei dice, barzelletta. Una barzelletta. Ma che zenna barzelletta? E ora Babbo Natale va dal meccanico, no? Che dice, meccanico, ho un problema con la frizione. E io che fa, è a slitta? No, è a macchina che dice. È a slitta, il meccanico intendeva se era a frizione che slitta. E mi ha detto, è a slitta. E Babbo Natale che ha detto, no, è a macchina. Ma non c'era neanche la frizione e la slitta. No, ma infatti. Si vede che non ha Netflix Babbo Natale. Certo, non ha Netflix. può darsi. Non che ho mai letta così. Zen. Zen abueada. Senz'altro. Sì. Alla prossima puntata. Ciao persone.